Dopo l'ennesimo fatto di cronaca con protagonisti giovanissimi in zona stazione, il sindaco di Treviso si rivolge a prefetto e governo chiedendo di ripristinare il presidio dei militari tolto a marzo per l'emergenza ucraina. Boom di visitatori alla mostra di Canova, bar e negozi chiusi la domenica o di sera. Ascom raccoglie l'appello di ieri del sindaco, spiazzati dal successo della mostra, subito un piano per rimodulare gli orari. Mancano autisti, l'allarme di Savno, appello per trovare nuovi conducenti dei camion. Nella scelta dei candidati pesano l'orario di lavoro e il costo per la patente C. Giornata contro l'omotransfobia, ancora tante le discriminazioni soprattutto nel lavoro. La storia di Laura, 28enne trans trevigiana, l'ho vissuta, dice, sulla mia pelle. Bacino di laminazione di Ciano, continua il braccio di ferro tra comuni del Montello e Regione in vista della pronuncia del Tribunale delle Acque di Roma. Avanti con le procedure, in ballo c'è l'incolumità pubblica, dice l'assessore Bottaccini. Materie prime letteralmente a ruba, colpo di un cantiere a Paese, razziate matasse di alluminio e rame, un bottino di migliaia di euro. Rigenerazione urbana e arte, Valladi Riese Pio X si sta colorando di murales, street art che vuole inserirsi all'interno dei percorsi culturali tra Castelfranco e Asolo. L'intero paese è mobilitato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano c'è il capoluogo, c'è Treviso e c'è la situazione sempre delicata nel quadrante più delicato e fragile della città dal punto di vista della sicurezza, quello di via Roma, con il sindaco Mario Conte che chiede al prefetto e quindi anche al governo di ripristinare il presidio dei militari tolto a marzo per l'emergenza ucraina. L'appello che faccio lo faccio a questo punto al prefetto e al governo di rivedere quel taglio del progetto Strade Sicure, di ripristinare quella pattuglia di militari che dava un supporto fondamentale alle forze dell'ordine. Un messaggio preciso che arriva all'indomani dell'ennesimo episodio che vede protagonisti dei giovanissimi nella zona della stazione. L'ultimo della serie, registrato in via Roma, racconta di due ragazzini che hanno aggredito un quindicenne strappandogli di dosso una collanina dal valore di circa 200 euro. La denuncia è poi stata presentata dai genitori della vittima ai carabinieri, che starebbero chiudendo il cerchio proprio in queste ore, anche con l'aiuto delle telecamere. Ma resta il tema di fondo. Quella zona fino al marzo scorso era presidiata dai militari dell'esercito nell'ambito del progetto Strade Sicure, poi ridimensionato dal Ministero per consentire a uomini e mezzi di concentrarsi sui luoghi di confine per monitorare in particolare il fenomeno migratorio dall'Ucraina. Io ringrazio le forze dell'ordine perché comunque stanno tenendo alto il livello di attenzione, tant'è che i responsabili di certi comportamenti vengono sempre poi individuati e fermati, quindi è segno evidente che le forze di polizia ci sono, però sono costretti agli straordinari, mentre prima avevamo un supporto militari in più in una zona particolarmente delicata. Insomma, il tema è sempre quello della coperta corta, ma dice Conte a pagare non possono essere da un lato i cittadini in termini di minore sicurezza, dall'altro le forze dell'ordine rimanenti già contate e costrette a un superlavoro. Il primo cittadino chiede quindi di ripristinare il progetto Strade Sicure. L'urgenza è dettata come sempre dalla cronaca. Un presidio di sicurezza con delle persone in divisa che certamente dà serenità ai cittadini per bene e soprattutto allontana i balordi che magari passano per la stazione dei treni o delle corriere e si dedicano a questo tipo di azioni che non fanno onore alla città di Treviso. Tutto questo, e restiamo a Treviso, mentre in città si discute dei turisti, dell'accoglienza ai turisti, dei servizi per i turisti. Il caso è sempre quello, raccontato anche già ieri, delle code di visitatori alla mostra di Antonio Canova al Museo Bailo, ma con i bar nelle vicinanze tutti chiusi. Ieri abbiamo sentito le parole del sindaco Mario Conte, proprio del primo cittadino, che diceva spiace aver visto questa cosa e lanciava un appello ad Ascom. Ascom oggi risponde e dice spiazzati dal successo della mostra e raccoglie questo appello. Si ha subito un piano per rimodulare gli orari. La tempistica deve essere immediata, siamo stati presi tutti di sorpresa, chi ha organizzato per primo perché davvero l'effetto è stato importantissimo e noi prontamente ci mettiamo subito al lavoro e subito a confronto. I tempi sono strettissimi, ma credo che vada considerato almeno per alcune
attività più prossime a quella sede lì, insomma. Subito al lavoro per risolvere la situazione, forse già anche dal prossimo weekend. C'è una mostra di successo da sostenere, una città che torna a riempirsi. E le parole di ieri del sindaco Mario Conte, spiace vedere 300 metri di coda davanti a un museo e nessun bar aperto, non cadono oggi nel vuoto. Ascom ammette che il boom del weekend ha sorpreso per prima proprio la categoria, ma raccoglie l'appello. Ringrazio il sindaco Conte per l'invito che fa e su questo sarà l'occasione subito di condividere, perché è chiaro che questi sono servizi. Confronto da attivare subito con gli associati e con il museo, dalle aperture serali a quelle domenicali nella zona del Bailo. Eventuali orari, eventuali modalità diverse di fruizione, tempi più lunghi la sera, credo che vada incontro alle esigenze anche di una città che pian piano si sta ripopolando. Ne parleremo tra di noi e soprattutto ne parleremo tra di noi con il museo per condividere, perché probabilmente alcune serate possono essere organizzate, capire gli orari nei weekend e durante la settimana che possono avere delle fruizioni diverse. Anche le pause pranzo possono essere in alcuni giorni considerate in maniera diversa. Resta però un grosso ostacolo chiamato carenza di personale, un problema che costringe alcuni bar, anche a Treviso, a organizzare orari ridotti, esattamente il contrario di quanto è necessario fare ora. Tante le concause, una sola l'esigenza. C'è bisogno di interventi a monte, di interventi strutturali che riportino, ma non solo i nostri giovani, quelli che erano i nostri collaboratori a tornare ad lavorare in un settore che è sicuramente particolarmente impegnativo, perché certo si lavora la sera, certo si lavora nel fine settimana, ma che deve trovare delle soddisfazioni che in questo momento evidentemente mancano. Il numero 1 di Ascom però chiede agli esercenti un sacrificio in più per far partire la stagione nel migliore dei modi. Per questo è cruciale nelle prossime ore coordinarsi e preparare un piano. Considerato tutti questi aspetti, al lavoro subito. E poi c'è Veneto Imprese Unite che però dice le nostre aziende non sono interruttori che si possono spegnere e accendere a piacimento. Il tema delle aperture va affrontato dando il tempo all'attività di organizzarsi a lungo termine. Le nostre aziende non sono degli interruttori, non si possono chiudere, non si potevano chiudere con un decreto legge dall'oggi al domani negli ultimi 2 anni e ora allo stesso maniera non si possono accendere semplicemente perché viene inaugurata una mostra. Troppo facile dire aprite con uno schiocco di dita. Veneto Imprese Unite entra nel dibattito su bar e locali chiusi nella domenica boom per la mostra su Canova, mettendo in primo piano un aspetto chiave, la programmazione a lungo termine. Mettere in piedi un processo, ad esempio per alcune aziende familiari, in cui devi andare a coinvolgere personale e andare ad assumere forza lavoro per poter sostenere aperture 7/7 non è così automatico, non è così veloce e bisogna dare del tempo a queste aziende perché entrino in questo meccanismo e soprattutto bisogna dargli un progetto che vada oltre la mostra. Altro punto da non sottovalutare, secondo Penso Aiello, è la questione generazionale che investe attività di famiglie storiche. Nonostante siano l'eccellenza della ristorazione trevigiana, hanno magari dall'altra parte avuto problemi a compiere questo gap, a colmare questo gap generazionale e quindi non sono in grado di rispondere alle esigenze del nuovo mercato, un mercato di turisti. Di fondo resta sempre il problema, un organico da rimpolpare cercando soluzioni. In questi giorni Veneto Imprese Unite si confronterà con alcuni parlamentari del territorio. A cui presenteremo una bozza di emendamento per aiutare le aziende appunto a reperire personale e invogliare le persone a tornare a lavorare nella ristorazione. Già, l'assenza, la mancanza di personale che non investe soltanto il settore della ristorazione. Sentite l'appello del numero 1 di Savno, l'azienda di gestione e raccolta rifiuti che serve 44 comuni della Marca, cerca autisti ma non li trova. Parliamo di personale autista soprattutto, la professione, e ne mancano nel gruppo più di 12-13 in questo momento. Savno, azienda che gestisce la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per 44 comuni della provincia di Treviso, lancia l'allarme sulla mancanza di autisti e raccoglitori, figure fondamentali per garantire la qualità del servizio. Le candidature infatti si contano sulle dita di una mano. Una volta c'era la passione da rincorsa a diventare autisti perché erano così, gli piaceva guidare il camion, adesso non c'è proprio questa passione e il lavoro non è proprio stressante perché si comincia alle 5 di mattina e si finisce a mezzogiorno. Lo stipendio è 1.600-1.700 più per 13
per 14 mesi più un premio di produzione di circa 1.000 euro all'anno. Gli orari di lavoro richiesti sicuramente, ammette il Presidente, spesso frenano le candidature. Forse l'alzarsi troppo presto al mattino, per i giovani abituati dalle mamme a essere chiamati alle 8 di mattina, alle 9, forse bisognerebbe cambiare questo sistema. Ma la causa di questa grave carenza di autisti è da attribuire soprattutto al costo da sostenere per ottenere la patente C e la carta di qualificazione del conducente. Il CQC, certificato del conducente, e che anche questo costa dai 2.000 ai 3.000 euro, mentre la patente costa 3.000-4.000 euro, quindi è un costo abbastanza grave. Il governo ha fatto un bando in cui 2.500 euro vengono offerti dal governo, qualche cos'altro potremmo mettere anche noi, però vediamo che non c'è questa spinta a fare sta carriera. Se al momento la situazione dei pensionamenti è ancora gestibile, nei prossimi mesi potrebbe diventare più problematica. Quello che mi preoccupa è il pensionamento delle persone, che ogni anno ci sono 10-12 autisti che se ne vanno. La sostituzione del personale per la pensione ancora non c'è, si manifesterà verso fine anno. Ma Savno non si dà per vinta ed è pronta a sostenere le future candidature. Aiutandole sulla patente, aiutandole a prendere il CQC, aiutandole anche a creare qualche altro a risolvere qualche problema familiare. Dobbiamo trovare qualche sistema. E poi c'è chi invece si propone per il lavoro, vuole lavorare ma subisce un rifiuto per questioni di discriminazione sessuale. La storia che vi presentiamo è quella di Laura, una 28enne trans trevigiana. Allora, nella giornata contro l'omotransfobia sentite la sua storia. L'ho subita, come penso moltissime persone come me, e a volte sono molto sottili come discriminazioni, ma che comunque colpiscono lo stesso molto profondamente. Mi è stato negata l'opportunità di far parte di alcune realtà lavorative proprio a causa ancora del mio nome burocraticamente non cambiato all'anagrafe, e devo dire che sono state dei brutti momenti, ecco. Non li ha contati nemmeno, ma gli episodi in questi ultimi anni sono stati davvero tanti, troppi. Discriminazioni vere e proprie al momento dell'assunzione, poco prima della firma, quando il datore di lavoro capiva che non c'era corrispondenza tra il nome ancora sul documento d'identità declinato al maschile e l'immagine che si trovava davanti. Mero pregiudizio, nonostante comunque il mio profilo lavorativo andasse bene. Ora Laura, 28 anni, trevigiana, un lavoro ce l'ha, è segretaria in uno studio medico, ma è stata dura, durissima. Nella giornata mondiale contro l'omotransfobia racconta la sua storia, finalmente a lieto fine per lanciare un messaggio. Siamo persone comunque giovani, abbiamo voglia di lavorare, però a causa della nostra situazione, quindi di questa transizione, nessuno, diciamo, è propenso all'assunzione, ad assumerti. Sono molto bravi a parlare bene, però poi alla fine non fanno mai il passo più lungo di quello che è. Laura ha iniziato la sua transizione di genere 2 anni fa, percorso prima psicologico e poi medico. Sono nata una seconda volta, dice, prima di rivolgersi a chi, come lei, è nato in un corpo che sente estraneo. Ai giovani dico di trovare il coraggio, assolutamente, perché ne vale la pena, ne vale sempre la pena trovare il coraggio per essere se stessi. Intanto a Treviso prosegue il Festival Cupido, 10 giorni dedicati ai temi dell'uguaglianza e dei diritti civili. E a proposito di mancanza del personale, mancano anche gli animatori nei centri estivi che hanno a che fare con un'altra problematica. I rincari che hanno subito, lo spiegheremo nel servizio, hanno fatto schizzare le rette alle stelle. Le famiglie hanno, diciamo così, i capelli ritti per queste rette aumentate anche del 20%, e il rischio è che sempre meno famiglie si rivolgano proprio ai centri estivi. Famiglie alle prese con la scelta dei centri estivi per i propri figli una volta che a scuola suonerà l'ultima campanella, ma quest'anno l'aspetto economico avrà un peso ancora più significativo sulla valutazione della soluzione migliore, perché i gestori si trovano alle prese con importanti rincari. Se gli aumenti per quelle attività gestite direttamente da associazioni o cooperative sono nell'ordine del 5-10%, ben diversi rincari per i centri estivi comunali. Negli ultimi 2 anni ci sono stati contributi Covid che questi comuni hanno dirottato nei centri estivi. Nel momento in cui i contributi sono finiti, le rette si sono alzate perché non hanno altre risorse a cui attingere. Gli altri anni avevano questi finanziamenti e adesso non ci sono più. È molto semplice la questione in realtà.
E quindi parliamo di che aumenti in questo caso? In alcuni casi sono anche aumenti che superano il 20%, in alcune realtà cifre siamo intorno ai 55-60, in alcuni casi qualcosa di più, settimana. Sì. Per il tempo, quello solo mattina. Perché Un tempo pieno quindi? Un tempo pieno può arrivare anche un po' più alto. Se uno paragona il costo di un centro estivo privato a un centro estivo comunale, vedrà come il centro estivo comunale è arrivato molto vicino al privato. La mancanza di finanziamenti comunali dunque all'origine degli aumenti. E le famiglie si sono trovate un po' con dei prezzi che magari in alcuni comuni erano fermi da anche 7-8 anni, da parecchi anni fermi, che improvvisamente si sono adeguati a quella che era la realtà. A questo si aggiunge una proposta sempre più ampia di centri estivi con una riduzione del numero di bambini per ogni singola realtà, e questo porta a spalmare su sempre meno famiglie i costi fissi, aumentando le spese per i genitori. Tra le voci che hanno un impatto maggiore sui rincari, quella delle mense. Un aumento notevole che abbiamo registrato è quello delle mense. Le mense dei centri estivi sono molto più alte, sono passate da una media intorno al 4-4,5 a 5,5-6 euro a pasto. A preoccupare i gestori c'è anche un altro aspetto: mancano animatori, ne servirebbero 200 per questa stagione estiva, all'appello ne mancano più della metà. Si trovano sempre meno animatori, tra l'altro questo è un altro problema, i ragazzi sono sempre meno disponibili a lavorare come animatori ai centri estivi. Alcuni ci dicono che comunque se stanno a casa hanno comunque dei contributi che arrivano, perché alcuni accedono, non so, al reddito cittadinanza. Adesso la cronaca, un incidente sul lavoro nel pomeriggio a Montebelluna in via Ferraris, dove un dipendente di una ditta operante nel settore della lavorazione del vetro è stato investito da lastre di vetro a un braccio. L'uomo, 28 anni, è stato portato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, ha riportato un profondo taglio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montebelluna, lo Spisal, anche ovviamente per verificare la dinamica dell'incidente, e anche i vigili del fuoco. E ci sono indagini in corso da parte della Digos per la bomba carta lanciata domenica a Roncade durante la partita di campionato di terza categoria tra i padroni di casa della squadra La Ronca e la formazione della Madonna della Salute di Maser. Grosso petardo che è stato lanciato da uno dei tifosi che erano al seguito degli ospiti, circa una ventina, creando un momento di tensione tra gli spettatori sul palco. Adesso le indagini della Digos per risalire ovviamente ai responsabili. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso però un altro tema importante che riguarda la sicurezza idrogeologica. Parliamo del bacino di laminazione di Ciano, perché continua il braccio di ferro tra comuni del Montello e Regione, anche in vista della pronuncia del Tribunale delle Acque di Roma. L'assessore Botaccin dice: siamo obbligati a prendere una decisione perché in ballo c'è l'incolumità pubblica e dunque nel frattempo si va avanti con le procedure. Non sono capricci di qualcuno, come qualcuno vuol far intendere, o addirittura peggio interessi di non so che tipo. Noi siamo esecutori, perché il governo ha finanziato la progettazione di quell'opera, ci ha dato i soldi, ci ha detto voi dovete procedere con la progettazione. Torna sulla questione aperta del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano, progetto contro cui si è mobilitato l'intero Montello, Giampaolo Botaccin, assessore regionale all'ambiente, e lo fa ribadendo termini e competenze. Quindi noi siamo esecutori, se non lo facessimo incorreremo in situazioni ben più pericolose rispetto a quanto accaduto in passato. È, per fare un esempio e far capire, come se un sindaco ricevesse dei fondi dal governo per sistemare la scuola dal punto di vista della sismica, non li spende e poi dopo, se viene una scossa sismica e muoiono i bambini dentro, poi dopo vanno a prendere il sindaco e gli chiedono come mai non ha speso i soldi. E questo anche in vista della pronuncia del Tribunale delle Acque di Roma, dove sono pendenti 2 ricorsi presentati dai sindaci, uno contro la delibera regionale di Via alla Gara, l'altro nei confronti della stessa autorità di bacino. Nel momento in cui ci si affida, qualcuno si è affidato al Tribunale, secondo me la cosa da fare è quella di attendere l'esito del Tribunale. Nel frattempo, non essendo stato chiesto un provvedimento di sospensiva, di blocco o di altre situazioni, è chiaro che l'iter va avanti. Quindi l'iter sta andando avanti? Beh, assolutamente sì, come dicevo prima non possiamo permetterci di non andare avanti. E si dovrà andare avanti, conferma Botaccin, anche su altri fronti. Nelle carte c'è scritto, ma fin dal 1966 lo hanno detto 4 università diverse, quindi non è un'invenzione di qualcuno. C'è scritto che per mettere in sicurezza il Piave bisogna trattenere a monte 80 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino di Ciano ne prevede meno della metà, quindi è evidente che questo sarà un intervento, ma poi saranno necessari altri interventi. Ma siccome da qualche parte bisogna iniziare,
già si è iniziato abbassando i laghi di montagna, vorrei ricordarlo che ogni estate con i turisti presenti vengono abbassati i laghi della montagna per preservare i comuni dell'Alto Trevigiano. È chiaro che è un sacrificio notevole, però l'incolumità pubblica è la cosa fondamentale e quindi credo che sia un sacrificio sostenibile, perché prima viene la vita, poi viene tutto il resto. A proposito di sicurezza idrogeologica, ieri la piena del Lierza con il maltempo a Refrontolo ha fatto tornare inevitabilmente in mente il dramma del Molinetto della Croda. Le immagini del torrente Lierza ingrossato al Molinetto della Croda nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il temporale che si è abbattuto su Refrontolo e in altre zone della Marca, hanno fatto il giro dei social, creando preoccupazione tra i cittadini e riportando alla memoria la tragedia dell'agosto 2014, quando il torrente riversò acqua e fango sul piazzale dove era allestito il tendone per la festa degli Omi, causando la morte di 4 persone. Una ferita che non si è mai rimarginata e che ad ogni precipitazione violenta fa scattare qui la paura. La ferita purtroppo è ancora aperta e credo rimarrà aperta. È chiaro che ogni evento di questo tipo porta a un paragone con quel giorno. Ma ieri la situazione è rimasta sempre sotto controllo, costantemente monitorata dal sindaco attraverso le telecamere installate proprio dopo la tragedia del 2014, che portò anche all'attivazione di un sistema d'allarme comunale con 2 soglie di intervento, come quelle del controllo direttamente gestito dall'associazione Molinetto, più cautelativo di quello del comune. Di quello è scattata la soglia 1, per cui serve l'associazione sostanzialmente per gestire la normale attività loro. Nonostante il sistema d'allarme comunale non sia mai scattato, il sindaco nel pomeriggio di ieri ha comunque deciso di controllare da vicino la situazione. Per cautela, prima ancora che servisse, perché di solito l'attivazione del piano di protezione civile si ha al superamento della soglia 1 del comune, per cautela ho mandato comunque la squadra, hanno controllato, hanno monitorato, poi l'acqua è scesa e quindi tutto si è risolto. E dal sindaco Canale arriva un appello ai suoi concittadini. Evitare di venire qui a fare fotografie, a fare video che causano solo confusione e falsi allarmismi. L'esempio che ho portato prima a un collega è questo, è come fossimo al mare, in un pontile. È chiaro che quando c'è il mare mosso mi devo togliere dal pontile e qui è uguale. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo alla cronaca. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso, dunque ripartiamo dalla cronaca con il blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Treviso in un casolare abbandonato di via Castellana a Treviso. Arrestati 3 cittadini nigeriani, tutti senza fissa dimora di 27, 24 e 32 anni, trovati in possesso in questo casolare complessivamente di più di mezzo etto di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, nonché di materiale per il confezionamento delle dosi. E sempre i carabinieri indagano su un colpo avvenuto in un cantiere a Paese. Acciaio e alluminio, metalli ricercati da sempre, ancora di più ora con l'aumento dei prezzi delle materie prime. E i ladri non si sono fatti scappare l'occasione. Blitz la notte scorsa in un cantiere a Paese. Ignoti hanno forzato la rete di recinzione e poi hanno fatto irruzione in via Cal dei Mulini, poco distante dalla linea ferroviaria Treviso-Venezia. Indisturbati hanno arraffato tutto quello che potevano, matasse intere di cavi di acciaio e alluminio. A dare l'allarme la mattina seguente, alcuni lavoratori che si sono accorti del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paese. Si tratta di materiale che con tutta probabilità va ad alimentare un circuito illecito reso ancor più fiorente a seguito del registrato aumento del prezzo delle materie prime in generale. Indagini in corso per dare nome e volto ai ladri. Parliamo di violenza di genere, l'importanza di coinvolgere nella rete di assistenza anche categorie cosiddette sentinella, non solo i medici ma anche i farmacisti. I dati sulla violenza di genere sono tristemente noti. Dopo i 2 anni di pandemia il fenomeno è aumentato e la cronaca di tutti i giorni ne è testimone. Donne aggredite, picchiate, uccise. Le forze dell'ordine, le associazioni, le istituzioni e ULS stanno facendo rete per informare, per aiutare e prevenire se possibile i femminicidi. Anche solo una vittima salvata è già una battaglia vinta. Da tempo sta lavorando in questo senso un tavolo interistituzionale per il contrasto alla violenza sulle donne. Si cerca di coinvolgere tutte quelle categorie chiamate sentinelle, tra questi i medici e i farmacisti. L'intento è quello di fornire a tutti gli operatori che possono intercettare primariamente donne che
hanno subito violenza o subiscono violenza, le informazioni utili ad arrivare quanto prima all'aiuto professionale necessario e soprattutto al percorso corretto. Organizzato un incontro, saranno presenti operatori dell'ULSS, il tenente colonnello Marco Turrini per i carabinieri, il commissario Isidoro Grammauta per la polizia, rappresentanti del comune ed ovviamente gli esponenti dell'ordine dei farmacisti di Treviso. Iniziamo con una formazione specifica più medico-legale e giuridica come richiesto dai farmacisti in questa prima fase. Ci sarà poi un incontro sempre formativo dedicato all'ordine dei medici tra qualche giorno e sempre in questa settimana ci sarà un primo incontro sperimentale coordinato dal comando della Polizia Locale di Treviso con le polizie locali dei 37 comuni dell'ambito territoriale sociale di Treviso. La farmacia, spiega l'assessore Tessarola, è un servizio di prossimità importantissimo. Tra farmacisti e cittadini da sempre si è instaurato un rapporto fiduciario. Nell'ambito della violenza sulle donne e della violenza assistita dei minori riteniamo che questa figura possa essere strategica e quindi anche dai lavori del tavolo questa cosa è stata condivisa con l'ordine dei farmacisti, ci credono moltissimo e da qui è partito questo percorso di formazione. Domani il Parlamento europeo dedicherà una giornata in ricordo di Remo Sernagiotto, il politico e imprenditore di Montebelluna scomparso nel novembre 2020. Dopo la Santa Messa ci saranno numerosi interventi di chi ha lavorato e collaborato soprattutto in ambito politico con Sernagiotto, da Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo ECR, alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Ci saranno anche tra gli altri Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Le celebrazioni avranno inizio alle 9:30 di domani. Adesso a Vallà di Riese, che si sta colorando di murales, street art che vuole inserirsi all'interno di un percorso culturale tra Castelfranco e Asolo, e per questo un intero paese si è mobilitato. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di abbellire soprattutto il nostro paese, ma anche di collegare le persone tra di loro e creare delle relazioni umane tra di loro, soprattutto dopo questo periodo che stiamo ancora vivendo in parte. Riscoprire le relazioni umane attraverso la street art, rilanciando un'intera comunità. È arrivato la sua seconda edizione dei Wallà, gioco di parole tra wall, muro e vallà, il nome della frazione di Riese Pio X che il collettivo Bocaverta vuole rilanciare. L'intero paese, confermano gli organizzatori, è mobilitato. Dopo un primo periodo così di curiosità da parte della cittadinanza, abbiamo avuto le prime richieste proprio da parte dei cittadini che mettevano a disposizione le loro pareti per questo progetto. Dalla strada statale alla zona più interna il gioco è prospettico e di colori e già sta attirando i primi turisti. L'obiettivo del resto è ambizioso: creare un distretto artistico tra storia e futuro. Per noi è interessante ed è l'obiettivo che stiamo puntando, è quello di creare proprio un museo a cielo aperto gratuito. Questo è un aspetto a cui ci teniamo molto, che possa appunto essere da punto intermedio tra Castelfranco, col Giorgione, oppure al Tivole, la Tomba Brion, la Gipsoteca di Possagno. I prossimi step saranno un festival che verrà organizzato ad inizio luglio qui a Vallà e una parete che noi chiamiamo la collettiva, in cui per la realizzazione della quale chiameremo a raccolta chiunque vorrà partecipare, sia che sia del comune di Riese ma anche no, per lavorare insieme a questa parete collettiva che andremo a svelare nelle prossime settimane. Adesso andiamo nel Bellunese. Il PNRR in primo piano, l'importanza di intercettare i bisogni della comunità e i progetti per ottenere i fondi, tutto questo in un protocollo siglato oggi in provincia.
Una firma posta in calce a un protocollo che guarda la rilevanza economico e sociale dei bandi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un treno carico di prospettive per il territorio da cogliere al volo. CGIL, CISL, UIL e Provincia l'hanno sottoscritto questa mattina a Palazzo Piloni per mettere un punto fermo sulla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai bandi già in essere o da sviluppare, con un occhio alla ricomposizione delle diversità territoriali. La necessità è di riuscire a accaparrarsi o a gestire al meglio tutte le risorse che vengono messe a disposizione proprio per cercare di diminuire le differenze territoriali che sostanzialmente da tanto tempo, come dire, vedono ovviamente la provincia di Belluno un po' indietro. Una firma importante attraverso la quale le parti sociali chiedono il coordinamento di una programmazione di lungo respiro. Il territorio di Belluno ha bisogno di creare quelle condizioni per cui si generi sviluppo, si generi occupazione, si generino le condizioni perché la gente rimanga o venga ad abitare a Belluno e a lavorare ovviamente di conseguenza. Ma per fare questo serve fare rete, servono le grandi competenze che il territorio ha. Un territorio con peculiarità uniche. La parola d'ordine richiesta è solidarietà tra le comunità. Ci sono comuni più strutturati per la questione soprattutto tecnica dell'esecuzione di questi bandi e comuni meno strutturati. Sarebbe un peccato riuscire a intercettare queste risorse e non poterle magari usufruire anche per i comuni più piccoli. Le linee di indirizzo saranno scritte sul piano strategico della provincia, che non potrà non tenere conto delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime. Possiamo vincere dei bandi, ma poi dobbiamo metterli a terra. I problemi sono quelli legati fondamentalmente all'aumento dei costi e quindi anche ai progetti definitivi ed esecutivi che dovremo andare a fare nelle prossime settimane e che mi auguro possano garantirci una copertura economica completa. Nasce a Belluno, nel quartiere di Cavarzano, un orto sociale per i ragazzi con disabilità. Il progetto si chiama GEOD, Gruppo Educativo Orientamento Disabile, ed è promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'ULS 1 Dolomiti. Metti la piantina. Perfetto. Adesso la copri. Fare l'orto, curarlo e raccoglierne i frutti, una metafora della vita applicata nell'attività didattica costruita su misura per le persone con disabilità del gruppo GEOD, promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'ULS 1 Dolomiti. Un'iniziativa unica nel suo genere che in questi giorni sta prendendo forma all'orto sociale nel quartiere di Cavarzano a Belluno. È una bellissima iniziativa, è nata in un momento particolare dove la pandemia ha bloccato la possibilità di sperimentarsi in tanti contesti. Questo contesto aperto ha ampliato delle opportunità per loro. Un'esperienza inclusiva, motivante, a stretto contatto con la natura, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle capacità mentali, emotive, relazionali e fisiche dei ragazzi. E molti di questi ragazzi hanno delle difficoltà su un piano metacognitivo e hanno bisogno di passare su esperienze concrete e di vedere giorno dopo giorno che cosa succede, e Madre Natura ci offre proprio un'opportunità di crescita in questo senso. Un progetto di rete che ha coinvolto anche il Comune di Belluno, che ha concesso il terreno in via Trois, l'agrario di Feltre e il mondo del volontariato. Questa mattina nel piccolo appezzamento di terreno un gruppo di ragazze e ragazzi hanno messo a dimora le piantine di ortaggi e di erbe aromatiche e nei loro occhi la gioia. Io direi che puoi sistemare la piantina, sai Eugene? Vado? E poi la ricopri. Riuscire a vedere nel breve tempo permette di essere gratificati, perché una delle attività è in quello di crescere la loro autostima. Di solito sono sempre gli altri che si occupano di loro, in questo caso sono loro che si occupano di qualcos'altro. Un'iniziativa che consente di coltivare diverse abilità e di riprendere il ritmo delle relazioni che la pandemia ha bruscamente interrotto. L'arte incontra Funes, la frazione del comune di Chiesta al Pago, al piede del Monte Teverone, dove insiste la frana più estesa dell'arco alpino. Sabato prossimo l'inaugurazione di Strappi d'affresco, opera dell'artista Vincenzo Munaro, che così ha fatto rivivere il suo borgo natio. Pennellate di pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco e tecniche miste per rendere testimonianza della storia del paese di Funes e di Chies del Pago. L'arte di Vincenzo Munaro, en plein air, viva e popolare, ritorna a casa nella sua terra natia, ai piedi del Monte Teverone, per ridare vita e splendore di un tempo al suo casal. Il fatto che sia tornato dopo 60 anni era destino. Andare via nel 63, prendere il treno dalla stazione per il Pago. Quando ero studente venivo qualche ora, poi tornavo a Venezia.
E come ho la sensazione di essere sempre stato nel paese. 5 mesi di lavoro senza sosta per la realizzazione di 11 strappi di affresco, 8 dei quali sul restaurato casale d'infanzia. Una piccola parte sarà per noi, per forza. La maggior parte, 3-4 appartamenti, verranno affittati, cioè di utilizzarla in certi periodi per utilizzarla per il turismo in generale. Strappi d'affresco si chiama l'insieme delle opere presentate stamattina a Palazzo Piloni, che saranno inaugurate sabato prossimo a Funes, iniziativa patrocinata dalla provincia, dalla Regione Veneto e dall'Unione dei Comuni dell'Alpago, con la benedizione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che all'Opera di Munaro ha dedicato la copertina del nuovo numero del suo mensile diffuso in tutto il mondo. Ho fatto un percorso architettonico dal paese per arrivare al borgo. E in mezzo ho messo i nonni che non ho conosciuto. Poi però c'è un quadro importante nella parte alta, sono le radici, sono tutti i miei ricordi di infanzia. Tanto è un'emozione quando ritornano gli imprenditori che investono, gli artisti, è una gioia per i nostri paesi. C'è stata l'epoca che i paesi sono spopolati, adesso c'è un ritorno che fa ben sperare. Un territorio rimasto genuino, preservato, naturale, quindi chi vuole venire in questa cornice trova anche delle belle case di lusso, alberghi e una cornice che è rimasta comunque preservata e naturale. Con queste pennellate si chiude il nostro telegiornale, vi lascio come sempre al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Prosegue l'egemonia dell'anticiclone africano con caldo estivo ma anche con alcuni acquazzoni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 18 maggio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, qualche addensamento nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane dove potrebbero svilupparsi degli occasionali temporali in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 11 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, possibilità di qualche isolato rovescio in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque al mattino, a seguire però non si escludono dei temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.